Amici di Via Vai TV Online, questa sera siamo con Lucio Caracciolo in prossimità della presentazione del suo ultimo lavoro, America vs. America. Allora, inutile la presentazione, direttore della rivista di geopolitica Limes. Chiediamo subito, appunto, noi abbiamo letto il libro, è molto interessante. Questo libro ripercorre gli ultimi 10 anni di questa superpotenza che è l'America e dall'attentato dell'11 settembre, quindi amministrazione Bush con la sua lotta al terrorismo globale, amministrazione Obama sempre un po' lì tentennante, quindi cosa si può prospettare per l'America dopo questi 10 anni di difficoltà, se è un paese che sta pagando un po' l'ibris, sta pagando un po' la sua voglia di essere troppo presente nel mondo. Mi pare che lei abbia perfettamente sintetizzato il senso del mio libro. Effettivamente quello che l'America sta pagando più che l'11 settembre è la fine dell'Unione Sovietica, cioè la fine di quella irresponsabilità verso metà del mondo, perché c'era metà del mondo che era controllato a loro modo dai sovietici. L'America si è trovata a essere una superpotenza unica, solitaria, e questo concetto è una contraddizione in termini. Non si può essere una superpotenza ed essere da soli. Le grandi potenze, i grandi imperi hanno sempre saputo utilizzare ai propri fini alleati, clienti e così via. L'America in questo momento trova delle difficoltà. Infatti, con una delle sue bellissime mappe alle quali ci ha abituato per i lettori appunto di Limes, si fa vedere quanto l'America sia indebitata nei confronti soprattutto della Cina. C'è una via d'uscita, c'è una strategia da parte dell'America per uscire da questa situazione? Ma io non credo che possa o voglia uscirne rapidamente, e nemmeno la Cina. Poi, sapete, quando c'è un rapporto fra debitore e creditore di questo volume è sempre difficile capire chi tenga il coltello dalla parte del manico, se il creditore o piuttosto il debitore. Certamente si è creata una interdipendenza sino-americana che segna in questo momento la scena mondiale. Bene, le chiedo solo l'ultima cosa, e questo è un interesse mio personale. Allora, ci sono due fronti di crisi che sono stati quelli della famosa primavera araba, che ancora devono definirsi, e quelli della crisi dell'euro che ha colpito Grecia, Portogallo, Spagna, Italia. Noi siamo nel mezzo, siamo un po' in tutte. Ecco, qual è il nostro destino? Non so quale sia il nostro destino. So che in questo momento noi siamo paradossalmente il centro del mondo, nel senso che se l'Italia fa default evidentemente salta l'euro, salta un po' il sistema economico mondiale. Quindi contro la nostra volontà, contro le nostre speranze, in questo momento abbiamo una potenza incredibile, purtroppo dovuta alla nostra debolezza. Bene, grazie a Lucio Caracciolo, lo lasciamo dare alla sua presentazione, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi.